l'Assemblea regionale ha respinto la mozione di sfiducia al presidente Crocetta. 37 i voti a favore della mozione, 44 i contrari. Dario Piparo. Noi queste scelte le dobbiamo basare anche sulla... Polemiche e politica hanno la stessa radice, così Rosario Crocetta al termine della seduta, che ha gettato alle ortiche la mozione di sfiducia dell'opposizione. Sono orgoglioso di far parte di un partito pluralista che discute e litiga, ha chiuso. Abbiamo fatto un capolavoro politico, ricompattando la maggioranza. E il rimpasto in giunta alla fine è stato sufficiente ad archiviare 1 anno e mezzo di liti, pantani amministrativi e scompensi che si sono riverberati per tutta la regione. Un ricambio in giunta. Persino i firmatari della mozione da 40 sono scesi a 37, 3 assenti dell'opposizione, tra cui l'ex presidente della provincia di Agrigento Vincenzo Fontana. La riuscita della sfiducia, insomma, già in principio di seduta sembrava un miraggio, e così di fatto è stato. In tanti hanno cambiato idea rispetto alle manifestazioni di intenti, a partire dai cooperliani del PD che con il rimpasto hanno ritrovato fiducia in questo governo, con Pane Pinto che ha sottolineato come in 48 ore fosse cambiato un mondo. Persino Pippo Di Giacomo, dissidente delle ultime ore, dopo aver promesso il voto di sfiducia è rientrato nei ranghi dopo un colloquio con Crocetta. E che dire di Antonello Cracolici che dopo mesi di ferma battaglia mediatica antipresidente alla fine ha votato pro-presidente, dichiarando che non avrebbe mai votato la mozione del 5 Stelle che etichetta come razzisti e filomafiosi. Cambiamento analogo per i dissidenti dell'UDC, con in testa Calogero Firetto e Margherita La Roccaruvolo, specie il sindaco di Porto Empedocle, dopo aver espresso a più riprese le intenzioni di sfiducia, alla fine ha votato il contrario. L'opposizione intanto si è smembrata, puntandosi il dito tra le parti. Roberto Di Mauro, nonostante il voto di sfiducia del suo PDS-MPA, ha incolpato Forza Italia, reo di aver voluto fermamente una mozione che in questo momento non avrebbe che rinsaldato la maggioranza, e fornisce anche un'indicazione di dietrologia politica, parlando di un disegno residuo del patto del Nazareno tra democratici e berlusconiani, con parte del PD che avrebbe spinto alla mozione di sfiducia proprio per condizionare le scelte di Crocetta. Ma le sorprese non finiscono, perché alla fine Di Mauro nel suo discorso apre addirittura la nuova giunta, citando esplicitamente 3 dei nuovi assessori e affermando che il PDS-MPA voterà provvedimento dopo provvedimento, che tradotto dal politichese significa che potrebbe abbandonare un'opposizione ferrigna. Insomma, alla fine ha vinto Crocetta, che però ha ceduto al rimpasto. Hanno vinto i cooperliani, che lo hanno ottenuto e che da adesso credono in quello che hanno apertamente contestato per 1 anno e mezzo. Ha perso tutta l'opposizione, hanno perso i 5 Stelle che dopo lo sfiducia dei tornano a mani vuote e bersagliati da Crocetta, che dichiara come in questa terra che ha visto morire Falcone e Borsellino non si dice che la mafia aveva una morale. Insomma, da martedì si ripartirà con un nuovo corso, il terzo da quando c'è Crocetta, e se i siciliani abbiano vinto o perso lo si scoprirà più avanti.